Tensione questa mattina alle poste di via Orlando a Mestre per una rapina. Il ladro tradito dalle scarpette rosse preso in meno di 10 minuti dagli agenti delle volanti. Già in carcere per aver ucciso l'amico Ivano Gritti, Ciro Esposito è accusato di essere anche l'autore di 3 rapine ai danni di altrettanti supermercati in centro a Venezia. Allarme nel pomeriggio al Molo B di Marghera per un incendio che è divampato all'interno della sala macchine di una motonave portacontainer e ha coinvolto 4 generatori. Quando si arriverà in Parlamento ciò che deciderà l'Assemblea sarà la cartina tornasole della tenuta del governo, mentre il PD resta sulle barricate, l'asse Lega 5 Stelle si misura sui nodi da sciogliere. Pessime condizioni igieniche nella piscina di Chirignago, i genitori segnalano i fatti al capogruppo consigliere pentastellato Davide Scano che denuncia la questione. Questa sera prende ufficialmente vita il Carnevale di Venezia con la festa sull'acqua e la selezione delle Marie. Amarezza in casa Orogranata all'indomani della sconfitta subita da Sassari, per coach del Raffaele è la sconfitta più dolorosa. Buonasera e ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antenna 3 da Venezia. Attimi di tensione, dunque, lo avete sentito dai titoli, questa mattina alle poste di via Orlando a Mestre per una rapina. Il ladro tuttavia è stato catturato in meno di 10 minuti dalla polizia. Sentiamo. Erano circa le 10 quando un ragazzo col volto travisato da una sciarpa è entrato nelle poste di via Orlando a Mestre per mettere a segno una rapina. Con sé una pistola che poi si è scoperto essere falsa, puntata contro la cassiera per farsi dare il denaro, in tutto 1.000 euro. Siamo stati attivati da una dipendente dell'ufficio postale che ha chiamato il 113 subito dopo che il rapinatore era uscito dall'ufficio postale, dopo che era entrato brandendo un'arma e puntandola prima agli astanti e poi ai dipendenti delle poste e raccogliendo quei pochi soldi che alla fine hanno ormai i dipendenti delle poste a disposizione nei cassetti. Dopodiché è uscito a piedi mentre i presenti all'interno dell'ufficio postale, soprattutto gli anziani, erano sotto shock tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza. La fuga del giovane rapinatore, un 21enne albanese in Italia da circa 2 anni, è durata però pochissimo, 9 minuti in tutto. Le scarpe rosse che indossava non sono certo state d'aiuto per lui. Nell'immediatezza siamo stati attivati e abbiamo attivato il piano antirapina. Questo comporta un controllo del territorio immediato da tutte le forze di polizia che sono appunto in quel momento in servizio e in particolare 2 nostre volanti si sono recate, una direttamente all'ufficio postale e una come da piano controllo coordinato praticamente nelle adiacenze dell'ufficio postale stesso. E proprio questa volante ha intercettato un soggetto che per descrizione e in particolare del colore delle scarpe piuttosto che della tipologia di abbigliamento e dell'andatura che aveva questo soggetto è riuscito a intercettarlo. Il 21enne, fermato poco distante in via Sabbadino, non ha opposto resistenza, ma una volta portato in questura non ha proferito parola, nonostante conosca bene la lingua. Già in carcere per aver ucciso l'amico Ivano Gritti, Ciro Esposito è accusato ora di essere anche l'autore di 3 rapine ai danni di altrettanti supermercati nel centro di Venezia. La nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata ieri dai carabinieri. Si dovrà difendere anche dall'accusa di rapina a mano armata Ciro Esposito, detenuto nel carcere di Padova per l'omicidio dell'amico Ivano Gritti. Al 50enne i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia ieri hanno notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare per 3 rapine a mano armata commesse ai danni di altrettanti supermercati del centro storico veneziano. Per l'omicidio Esposito è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione. Sono state le indagini sul delitto a fare luce anche sulle 3 rapine cruente commesse da individui che agirono a volto coperto, impugnando una pistola con caratteristiche simili a quella utilizzata per uccidere Gritti. Il primo dei 3 episodi risale al 18 febbraio 2017 al CRAI di Campo Santo Ma. Fruttò un bottino di 2.100 euro. In quell'occasione la cassiera fu costretta a stendersi sul bancone mentre il rapinatore le premeva sulla nuca la pistola con colpo in canna. Il 27 dicembre dello stesso anno una rapina con le stesse modalità alla Coppa di Santa Croce, bottino 3.700 euro. Pochi giorni dopo, il 7 gennaio 2018, un colpo simile venne messo a segno alla Coppa di San Polo con un bottino di 400 euro.
In tutti e tre i casi gli accertamenti eseguiti in sede di sopralluogo hanno consentito di accertare che l'arma usata per gli assalti è stata quella da cui partì il colpo che ha ucciso Ivano Gritti la sera del 9 gennaio 2018. Esposito, come si ricorderà, venne arrestato in calle delle Chiovere di San Polo a Venezia con la pistola ancora in pugno immediatamente dopo aver sparato un colpo alla testa dell'amico Gritti, noto pregiudicato veneziano. Le indagini coordinate dalla PM Patrizia Ciccarese hanno consentito di identificare tutti i responsabili dei colpi, oltre a Ciro Esposito anche Ivano Gritti e Christopher Ratt, che la notte dell'omicidio era in compagnia della vittima e testimone oculare della morte dell'amico. Christopher Ratt è morto per overdose da eroina lo scorso 6 dicembre. Il suo corpo è stato ritrovato al Lido di Venezia. Ha picchiato la compagna per anni, sottoponendola a vessazioni di ogni tipo e a minacce che l'hanno ridotta a essere l'ombra di se stessa. L'uomo in questione è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Portogruaro. Picchiata, minacciata e mortificata psicologicamente, per anni costretta a coprire tumefazioni, a sopportare dolori fisici su tutto il corpo, violato anche a colpi di cinghiate. L'ennesima storia di violenza contro una donna oggi ci porta a Bibbione, in un appartamento della nota località balneare, che una giovane del posto è stata sottoposta a angherie e violenze inimmaginabili, che forse da oggi potranno essere solo un ricordo, comunque difficile da rimuovere. A porre fine all'incubo della donna sono stati i poliziotti del commissariato di Portogruaro. Ieri mattina il compagno della giovane, un 24enne straniero ma residente a San Michele al Tagliamento, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato perché commesso sotto la cronica alterazione da assunzioni di stupefacenti. Nei confronti del giovane anche le accuse di minaccia aggravata e tentata estorsione. Anni di violenza, sovente manifestata sotto l'influenza di droga, hanno indotto la ragazza all'isolamento forzato dalla famiglia e a privarla di una regolare alimentazione, circostanza che l'ha vista perdere quasi 30 kg di peso. Ad assistere impotente a tali crudeltà la madre del 24enne che viveva con la coppia e che sotto minaccia era costretta dal figlio a prelevare soldi al bancomat appena la prosecuzione della violenza nei confronti della ragazza, che a un certo punto non è stata più in grado di andare a lavorare. Violenza e minacce erano rivolte anche ai genitori della giovane, agli occhi del 24enne colpevoli di volerle garantire l'incolumità allontanandola dal contesto familiare in cui viveva da 2 anni. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pordenone ed è nel carcere della città friulana che l'uomo è stato rinchiuso. La Polizia di Stato raccomanda di segnalare sempre e comunque tempestivamente fatti che possano essere riconducibili a contesti di violenza domestica, e questo per un'efficace prevenzione e repressione dei reati di maltrattamenti prima che le situazioni possano degenerare e avere dunque conseguenze più gravi. Le segnalazioni possono pervenire da chiunque, anche da chi non è direttamente coinvolto, perché i reati sono perseguibili d'ufficio. Sull'ennesimo episodio di violenza contro una donna che abbiamo appena sentito, abbiamo chiesto un'analisi al sociologo Vittorio Filippi. In psicologia si chiamano i legami disperanti, nel senso che sono sì dei legami, è ovvio che sono dei legami, ma sono disperanti e disperati soprattutto per chi li subisce, da chi ne è usato o da chi ne è usata. E in questo caso ne viene fuori una situazione da un lato di grande debolezza, di grande fragilità, di grande dipendenza, e dall'altro situazioni anche socialmente, come dire, povere, non economicamente povere, questo non lo so, ma socialmente povere, addirittura antropologicamente povere, e dove quello che doveva essere nato evidentemente come un amore si è dimostrato un amore molto malato, appunto un legame disperante, e che denota appunto da parte della vittima una incapacità di vedere che cos'è realmente l'amore. Per chiedere aiuto bisogna avere la consapevolezza della situazione in cui si è, e anche per chiedere aiuto ci vuole una forza che evidentemente non c'è. Per cui è veramente una situazione bloccata. L'unico aiuto può venire prepotentemente dall'esterno. Situazioni anche socialmente, come dire, povere, non economicamente povere, questo non lo so, ma socialmente povere, addirittura antropologicamente povere, e dove quello che doveva essere nato evidentemente come un amore si è dimostrato un amore molto malato, appunto un legame disperante,
e che denota appunto da parte della vittima una incapacità di vedere che cos'è realmente l'amore e che l'amore ovviamente è, questo non occorre credo sottolinearlo, esattamente perfettamente l'opposto della situazione che lei ha vissuto. Le vittime non ce la fanno nemmeno a denunciare. Le vittime non ce la fanno a denunciare per il motivo che ho detto prima, perché la loro grande fragilità, la loro dipendenza, questo legame disperante impedisce appunto di uscire da questa gabbia maledetta in cui in nome dell'amore iniziale si sono cacciate, ed è una situazione che rischia anche di trascinare per anni e che addirittura credo anche in molte altre situazioni noi non ne siamo a conoscenza, non vengono scoperte, vengono vissute nel silenzio e nel dolore da molte, soprattutto direi da molte donne. Un 31enne è stato trovato morto sulla battigia a Cavallino Treporti. A scoprirne il corpo è stato un passante intorno alle 13 di oggi mentre passeggiava sulla spiaggia di fronte a Viale Tevere. L'allarme ha fatto convergere in zona gli uomini del commissariato di Jesolo, i carabinieri in supporto e gli uomini della Capitaneria di Porto insieme ai sanitari del SUEM. Il medico ha constatato il decesso per annegamento che potrebbe essere avvenuto o per una caduta accidentale in acqua oppure per un malore che lo avrebbe appunto fatto poi scivolare. Allarme nel primissimo pomeriggio invece al Molo B di Marghera per un incendio divampato all'interno della sala macchine della motonave portacontainer Stad Dresden. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. In zona hanno operato gli uomini della Guardia Costiera di Venezia con i vigili del fuoco, accorsi con 8 squadre da Venezia a Mestre e con il personale nautico di Marittima per un totale di oltre 30 operatori che hanno lavorato all'interno della sala macchine dopo l'intervento automatico dell'impianto di spegnimento ad anidride carbonica. Le fiamme si sono sviluppate in un locale dove sono posti 4 generatori. Le operazioni di completa evacuazione dei fumi, l'arieggiamento e il raffreddamento dei locali si sono protratte per tutto il pomeriggio. L'attività regolare al porto è ripresa intorno alle 16. Parliamo ora di autonomia perché sono giorni decisivi per Lega e Movimento 5 Stelle, dal vertice in settimana tra Conte, Salvini e Di Maio alla discussione in Parlamento. Il ministro Stefani afferma che l'autonomia è l'unica soluzione contro gli sprechi. L'intesa firmata dal Presidente Conte, una volta firmata, sottoposta al vaglio del Parlamento, il Parlamento esprime una sorta di voto di fiducia, perché se vota a sfavore significa che non è d'accordo con quello che ha deciso di fare il Presidente del Consiglio. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Quando si arriverà in Parlamento, ciò che deciderà l'Assemblea sarà la cartina al tornasole della tenuta di tutto il governo. L'autonomia e i giorni caldi di una fibrillazione che non accenna a diminuire. Mentre il PD resta sulle barricate invocando maggiore cautela, l'asse Lega 5 Stelle si misura sui nodi da sciogliere. Perché, come ricorda la stessa Stefani, il primo atto per cristallizzare l'intesa deve essere la firma tra il Premier Conte e i governatori. E ci si arriverà soltanto dopo questa settimana cruciale, quella dell'incontro tra lo stesso Conte con Salvini e Di Maio. Obiettivo: scacciare le paure del Sud, perché il percorso dell'autonomia nasce nel solco della Costituzione e della legalità e si fonda su un meccanismo preciso. Quello che spende lo Stato lo spenderà la Regione. Quello che prima utilizzava lo Stato come denari ricavati dalle imposte le tratterrà la Regione a monte. Il meccanismo dei fabbisogni standard, io so che qua sembrano tecnicismi, i fabbisogni standard esistono nel nostro ordinamento da anni, non li ho inventati io, sono anni che si sta già lavorando sui fabbisogni standard per comuni e province, semplicemente noi diciamo li applichiamo alle regioni. Cosa vuol dire? Fabbisogni standard significa efficientamento della spesa pubblica. Partendo da un assunto storico. Noi siamo fatti di regioni. È inutile che lo neghiamo, il tentativo di dire che siamo tutti uguali è un tentativo che ha portato a creare delle grandissime disparità. In realtà l'Italia ha bisogno di questa caratterizzazione. Gli attacchi però restano. Siamo sicuri che Salvini voglia davvero l'autonomia, commenta il senatore del PD Andrea Ferrazzi. Non è che volendo i voti del Sud in realtà sta facendo il doppio gioco e non ha alcuna intenzione di rafforzare Fontana e soprattutto Zaia, che sono gli attori del tema? Dietrologia a parte, Lega e Movimento 5 Stelle sono al momento cruciale di svolta, nel bene o nel male, con uno scenario che in caso di stop avrebbe conseguenze che vanno ben al di là della politica. Persa questa, signori,
si può aprire, allora se noi non vogliamo portare al controllo della spesa pubblica sull'intero Stato, allora vuol dire che ammetteremo continuamente i disavanzi, i vuoti di bilancio, i disastri nella sanità, i commissariamenti della sanità. Elezioni amministrative, andiamo a Noale, dove questa mattina la Lega ha presentato la candidata sindaca per le prossime elezioni. Si tratta di Michela Barin. L'inaugurazione della nuova sede in via Bregolini è stata l'occasione per la Lega di presentare la candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative. Alla presenza tra gli altri dell'onorevole Vallotto, il segretario nazionale D'Arè, il consigliere regionale Semenzato e il coordinatore di Forza Italia Celeghin. Che Noalesi al centro, assieme a Forza Italia vuole, noi vogliamo Michela Barin, che chiamo qui assieme a noi. Ed è la candidata che io propongo per guidare questa coalizione. Nelle scorse settimane l'appello dell'onorevole Vallotto era stato chiaro: mettere insieme tutti i contenitori della coalizione per battere l'attuale sindaco Patrizia Andreotti. E Michela Barin, consigliera di Noalesi al centro ed ex assessore all'istruzione e sociale con la giunta Celeghin, sembra essere la candidata ideale. Il nostro primo impegno sarà quello che i cittadini sappiano che gli amministratori che verranno eletti dovranno rendere il conto ai cittadini, dovranno rendere il conto e dire esattamente quali sono i propri impegni nei confronti della città. Sarà il nostro impegno secondario, non secondario, quello di riqualificare la città di Noale partendo dalle piccole cose, perché in questo momento è necessario dare risposta a coloro che chiedono da tanto tempo di avere una città più bella, più decorosa e più sicura. Condizioni igieniche insufficienti alla piscina di Chirignago. I genitori segnalano i fatti al capogruppo consigliare Pentastellati Davide Scano, che dall'analisi degli atti scopre pure l'affidamento di lavori per l'ampliamento dell'impianto natatorio mai realizzati. Spogliatoie e docce con muffa alle pareti, docce prive dei soffioni, soffitti scrostati e, se ancora non bastasse, larve di pappataci che prolificano in ambienti umidi e malsani. Questa è la situazione denunciata dai genitori dei bambini che frequentano la piscina di Chirignago e che, documentazione fotografica alla mano, sono rivolti al capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Davide Scano. A Chirignago alcuni genitori mi hanno segnalato che vi sono delle condizioni igienico-sanitarie un po' carenti. Chi deve controllare? Quante ispezioni sono state eseguite negli anni dal Comune e dall'ULSS all'impianto natatorio di Via Calabria? Sono solo 2 dei 10 quesiti che il consigliere Pentastellato rivolge nell'interrogazione indirizzata al sindaco di Venezia Brugnaro, anche nella sua veste di assessore allo sport. I restanti 8 punti riguardano fatti che hanno del clamoroso e che si riferiscono tra l'altro ai lavori di ampliamento dell'impianto deliberati nel 2008 e mai realizzati. È incredibile, nel senso che la piscina, l'impianto appunto di Via Calabria è in concessione ad un'associazione che ce l'ha dal 1984 e ininterrottamente senza gara, e nel 2008 il Consiglio Comunale vota un progetto definitivo di ampliamento, tutto con spese a carico dell'associazione, e nel giro di un anno in pratica le persone, i cittadini, avrebbero dovuto trovarsi 3 piscine. Ebbene, questa terza piscina non c'è, non esiste, non è mai stata realizzata. Una situazione di inadempimento di 10 anni, una mancata revoca della convenzione alla società concessionaria della gestione come da regolamento, che al contrario è stata rinnovata per ulteriori 12 anni. Troppo per il consigliere Pentastellato, che chiede un approfondimento in merito alle responsabilità in capo agli uffici comunali per la mancata vigilanza rispetto a un ritardo di oltre 9 anni nella realizzazione dell'investimento promesso dalla società sportiva Serenissima Nuoto. Noi chiediamo conto al sindaco Brugnaro, che è anche assessore allo sport, di controllare tutto quanto e di capire quanti soldi pubblici abbiamo perso in questi lavori non fatti, e anche perché avremmo potuto revocare ovviamente la convenzione, dare a gara la piscina ad altri soggetti e magari anche guadagnarci o spenderci meno, perché noi, lo ricordo, paghiamo il 50% delle utenze per quell'impianto sportivo. Ci fermiamo per pochissimo, rimanete naturalmente con noi.
Primo arresto, siamo di nuovo in diretta con l'informazione da Venezia, primo arresto del periodo di Carnevale per il nucleo operativo della Polizia Locale di Venezia che questa mattina sull'autobus della linea 2 ha bloccato un borseggiatore intento a sottrarre il portafoglio a un ignaro turista francese. Si tratta di un lituano di 39 anni con 4 precedenti all'attivo nell'ultimo anno e mezzo che dopo essere stato trasferito nella cella di sicurezza del Comando Generale in Piazzale Roma è stato posto a disposizione del magistrato di turno. Valida e direttissima sono fissati per lunedì mattina. Quando il Carnevale sarà ufficialmente partito si comincia con la festa sull'acqua e la selezione della Maria 2019. Tutto è pronto per l'avvio del Carnevale, quest'anno dedicato alla Luna in tutte le sue possibili declinazioni. Si parte con la festa serale sull'acqua, un doppio spettacolo in Rio di Canareggio caratterizzato da giochi di luce, musica ed effetti speciali che accompagneranno gli spettatori in un viaggio onirico e cyberpunk. Domani la seconda parte, alle 10:15 ci sarà la regata sprint delle Colombine, mentre alle 11 prenderà il via da Punta della Dogana l'attesissimo corteo acqueo mascherato, che percorrerà tutto il Canal Grande sino a Rio di Canareggio. All'arrivo delle imbarcazioni saranno aperti gli stand enogastronomici con specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale. Tutto mentre sono iniziate le selezioni delle 12 ragazze che parteciperanno al concorso Maria del Carnevale 2019. Queste 86 ragazze che provengono dalla città metropolitana, oltre che dal comune di Venezia, saranno scelte in base a dei criteri che non sono solo la bellezza, ma sono lo charme, la capacità di porgere, di comunicare, anche perché oltre alla vincitrice anche le altre 11 avranno il compito di essere ambasciatrici della nostra città in eventi importanti per la città stessa. Il primo appuntamento sarà il 23 febbraio, quando il corteo delle giovani selezionate partirà da San Pietro di Castello e arriverà sul palco di Piazza San Marco, dove ci sarà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale. Nei giorni successivi ci sarà la proclamazione della Maria. Per garantire viabilità e sicurezza, l'amministrazione ha stabilito un piano dettagliato. L'Ista di Spagna sarà transennata per separare i flussi nelle due direzioni di marcia ed evitare i blocchi e le difficoltà verificatesi l'anno scorso. Saranno differenziati gli accessi dal Ponte Solesine da San Geremia per quanti arrivano dalla ferrovia e da Piazzale Roma oppure attraverso il ghetto per chi viene da Rialto. I dati che arrivano dall'Associazione Veneziana degli Albergatori dicono che già questo fine settimana si registrano presenze superiori al previsto. Questo ci fa pensare, commenta il direttore dell'AVA Claudio Scarpa, che per i prossimi weekend di Carnevale dovremo essere vicini al tutto esaurito. E ora il basket con l'Amarezza in casa Rogranata all'indomani della sconfitta subita da Sassari guidata da Gianmarco Pozzecco. Niente quarti di Final 8 per l'Umana Reyer, battuta da Banco di Sardegna Sassari, guidata per la prima volta in panchina da Gianmarco Pozzecco. Dopo aver dominato i primi due tempi con un vantaggio anche superiore ai 20 punti, infatti, gli orogranata sono crollati a metà gara con il risultato finale di 88-89. La sconfitta più dolorosa per coach De Raffaele. È una sconfitta che fa molto male, una sconfitta dolorosa per come è maturata, forse la più dolorosa della mia gestione rispetto all'importanza di una qualificazione a una semifinale che non avevo mai raggiunto, una partita che credo che abbiamo controllato per 30 minuti, almeno 28 diciamo, con anche una discreta pallacanestro da parte di tutti gli effettivi. Poi quando Sassari ha aumentato un po' l'intensità, stranamente abbiamo fatto un passo indietro, è stato concesso un gioco molto duro. Quando poi siamo arrivati in fondo, nonostante avessimo ancora l'inerzia, che abbiamo preso 5 punti di vantaggio al minuto dalla fine. A Sassari è riuscita una rimonta pazzesca un secondo dalla fine. Per Venezia continua il tabù semifinali delle Final 8. Non è mai riuscita ad approdarvi. Credo che i giocatori abbiano fatto tutto quello che dovevano fare. Poi gli episodi, come al solito, un tiro ripromesso, un fischio non fatto, un tiro sbagliato, portano poi a questi risultati. Rimane purtroppo la competizione per noi stregata, quindi anche la legge dei grandi numeri che abbiamo invocato è durata solo 28 minuti. L'edizione veneziana del nostro telegiornale termina qui, a me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo, prosegue un tempo asciutto e stabile. Nel dettaglio sul Veneto, al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Sarà più soleggiato sui restanti settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà più soleggiato sui rilievi alpini. Sulle pianure e sulle coste invece il cielo risulterà più nuvoloso e anche coperto. Non sono però attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.